amici di Diretta Sport, un cordiale buon pomeriggio, come di consueto, con il nostro format dedicato all'emergenza Covid-19, emergenza di fatto sportiva. Oggi stiamo sul pezzo perché parliamo di ciclismo, di sport individuale. L'ultimo DPCM ha aperto, come sapete, le strade anche alle biciclette con un mix con l'ordinanza regionale e poi del governatore Solinas, che ha creato non poche problematiche di interpretazione. Saluto e ringrazio i rappresentanti delle istituzioni, innanzitutto il presidente del comitato regionale Stefano De Sì. Buongiorno presidente. Allora, buongiorno Mauro, buongiorno agli ospiti e buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo su questo canale Facebook. Saluto anche il vicepresidente vicario del settore fuoristrada Massimo Montici. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. E saluto anche Giuseppe Attene, coordinatore tecnico del comitato regionale. Buongiorno Giuseppe. Buon pomeriggio a tutti. Ovviamente il benvenuto e ringraziamento anche a Roberto Rubio per questa coproduzione sugli schermi di Diretta Sport. Partiamo dalla voce del presidente Stefano De Sì. Qual è l'umore del momento nel mondo delle due ruote intanto? Ma io direi innanzitutto di partire dal punto in cui ci siamo ritrovati in questa situazione emergenziale. Cosa è successo, Mauro? Un virus ci ha fatto prendere coscienza di quanto anche l'essere umano in tempi di evoluzione tecnologica, sociale ed economica sia così fragile a quello che è l'ambiente, a quello che sono tutte le minacce che possono derivare dalla natura o dalla chimica. Inizialmente speravamo, forse pensavamo che quello che succedeva, quel focolaio lombardo, in qualche modo non ci avrebbe interessato. E man mano abbiamo invece scoperto che questo virus si è esteso in tutto il territorio nazionale a grande velocità e ha interessato la vita di tutti noi quotidianamente. Tutti i settori dell'economia si sono fermati, tutti gli ambiti della vita sociale, perché per combattere un virus di cui ancora oggi poco si conosce, e forse questo è anche il problema fondamentale, che la nostra comunità scientifica nazionale e internazionale poco conosce le dinamiche di questa entità, di questo Covid-19. E questo stato di non conoscenza, questo stato di incertezza ha portato a far sì che necessariamente il distanziamento sociale sia stato e sia l'unico strumento in questo momento per tutelare le nostre vite e le vite dei nostri cari. Siamo a marzo, veniamo agli aspetti più prettamente sportivi. A marzo, di fatto, il governo, condivido in pieno, ha avviato questo lockdown. Tutte le attività si sono interrotte. Abbiamo iniziato con la sospensione dell'attività didattica nelle scuole, uno dei principali centri di aggregazione sociale e di contatto tra gli esseri umani. Chiaramente questo si è esteso a tutti gli altri ambiti della vita sociale. Lo sport è un altro esempio, un'altra testimonianza di quello che è l'aggregazione sociale, il ritrovo, la socializzazione. Non poteva necessariamente proseguire la nostra ordinaria attività. Così è stata per le grosse aziende, così è stata successivamente per tutte quelle attività non indispensabili che ci hanno portato a questa situazione attuale. Cosa ci siamo persi di fatto? Ci siamo persi un'attività, in questo caso ciclistica, che stava andando ad avviarsi. Noi a marzo, come ciclismo, avevamo appena concluso una discreta stagione sul ciclocross, che da qualche anno ha ripreso vigore con molto piacere da parte nostra e di tutti gli appassionati, e abbiamo fatto a tempo a svolgere la prima gara stagionale a Platamona per l'organizzazione del Progetto Sport. Era l'avvio, il battesimo della nuova stagione. Questa nuova stagione che prevedeva all'incirca, che prevede sulla carta circa 200 manifestazioni sportive. Allora,
ad oggi diciamo che di queste 200 manifestazioni sportive, con il blocco dell'attività che si è reso necessario, la federazione ha scelto volontariamente, ma sarebbe stato comunque necessario, perlomeno fino al 1° di bloccare tutte le attività competitive, manifestazioni competitive e non competitive, quindi tutti gli eventi in genere. Alla data del 1° andiamo di fatto ad aver perso, cioè a non disputare di fatto circa 100 eventi ciclistici suddivisi tra l'attività su strada, fuoristrada, agonistica, giovanile ed amatoriale, e con tutte le diversità nelle sue varie discipline, quindi dal cross country alla point to point, alla attività su strada, alle cronometro e a tutte le attività che riguardano le categorie più giovani, quindi i giovanissimi. A questo si aggiungono numerosi eventi ciclosportivi e cicloescursionistici, che sono un'altra fetta importante del movimento ciclistico regionale, che ci tengo sempre a precisare e a ricordare, non è fatto solo ed esclusivamente di agonismo o dilettantismo, ma sempre più si va a riempire, a contorniare di atleti che per svago, per tempo libero, amano svolgere un'attività blanda, all'aria aperta, con anche una grande valenza turistica, perché il ciclismo ci permette di spostarci, di scoprire nuovi luoghi, di assaporare le bellezze del nostro territorio, e quindi è una fetta, possiamo usare il termine di mercato ciclistico importante, ma importante dal punto di vista dei benefici che la bicicletta dà, è importante perché accresce e amplifica quello che è la passione, quello che è il movimento ciclistico regionale. Quando si è avviata, diciamo, quando questa crisi, questa emergenza si è andata man mano ad acuirsi, io ho ritenuto e credo sia condivisibile che la federazione tutta unita dal nord al sud, quindi dalla Sicilia fino alla Valle d'Aosta, avviasse delle azioni unitarie, perché a questo punto noi sappiamo quello che abbiamo perso. Ora non sappiamo cosa di questa stagione riusciremo a recuperare, non sappiamo quali saranno le modalità, quali saranno i tempi precisi, non sappiamo quali saranno le condizioni specifiche a tutela di tutti per la successiva ripresa, e questo necessariamente non sappiamo neanche oggi, abbiamo una stima vaga su quelle che sono o su quelli che saranno i danni economici d'ordine economico e finanziario da parte della federazione, ma mi preoccupa più che altro l'aspetto legato alle società. Quindi è una stima ancora in fase di quantificazione. Questo, come dicevo, necessariamente comporta un'azione comune da parte di tutte le regioni d'Italia, di tutti i comitati regionali della federazione, dal Consiglio federale, e questo, devo dire, questa azione unitaria c'è stata, quindi le azioni e le iniziative da porre devono essere comuni, considerando sempre nel rispetto delle specificità, delle caratteristiche delle singole regioni, perché è chiaro che da regione a regione ci sono differenze abissali. Ma aggiungo anche che in questa precisa fase è fondamentale che questa unità non sia solo relegata a una singola federazione, ma vi sia un'unità di intenti all'interno di tutto il mondo sportivo del CONI, quindi tutte le federazioni unite nella lotta all'emergenza, nella lotta al Covid, ma anche unite nella lotta e nella ricerca di soluzioni comuni per far sì che questo delicato mondo sportivo possa ripartire. E concludo e poi riprenderemo dopo gli argomenti, poi sarai tu, Mauro, a dirci quali informazioni o quali notizie ritieni utile dare agli spettatori di questo programma.
Concludo dicendo che allo stato attuale l'unità di intenti tra il CONI, all'interno di tutto il mondo CONI, c'è stata. Io spero che continui, perché ora siamo in una fase di graduale riavvio. Questo non vuol dire che l'emergenza è finita, anzi siamo ancora nella fase critica, resa ancora più critica, a mio avviso, dalla paura che comportamenti non in linea con la ratio delle norme, di quello che la comunità scientifica ci indica, quindi da parte di noi cittadini, possa andare a vanificare gli sforzi e sacrifici e quanto riuscito ad ottenere sinora nella lotta alla Covid. Perché se questo avvenisse e questi sacrifici venissero vanificati, dovremmo partire nuovamente da zero, e i danni che abbiamo subito ora sarebbero nulla rispetto a quello che dovremmo andare a patire successivamente. Quindi, detto questo, allo stato attuale sono una serie di scenari, magari dopo avremo di approfondirli nel corso della trasmissione. Io mi fermerei qui. Cito solo, magari lo riprendiamo dopo. Riparte l'attività individuale in bicicletta. Sì, e c'è stata una polemica, non più più che polemica. Mi sono pregiato con l'accordo del Consiglio regionale della Federazione di sollecitare, di chiedere chiarimenti al Presidente Solinas e alla Giunta in merito all'impossibilità di poter riprendere l'attività individuale degli allenamenti al di fuori del territorio comunale. Io spero che la Regione questi giorni possa dare delle risposte, perché altrimenti l'attività ciclistica, seppur nella forma individuale, non potrebbe ripartire neanche per quanto riguarda gli allenamenti. E aggiungo anche che non siamo l'unica disciplina sportiva a patire questa problematica, perché anche il triathlon, per esempio, a cui oggi ho saputo che si è aggiunta alla nostra richiesta di chiarimento in regione, ha questo tipo di necessità. Grazie Mauro, a dopo. Grazie. Allora, Presidente Stefano De Sì, un fiume in piena, il momento del resto in qualche modo lo giustifica. A te Roberto. Sì, io direi di restare proprio sull'ultimo argomento evidenziato dal Presidente, perché è un po' la notizia del giorno, riepilogando sostanzialmente in questa fase 2, così è stata denominata, è possibile per gli atleti professionisti di interesse nazionale ovviamente allenarsi senza particolari limitazioni. Invece gli atleti anche amatori, insomma, devono necessariamente stare all'interno dei confini comunali, secondo anche quanto stabilito domenica dal governatore della regione Sardegna Solinas. Io rinizierei il giro, poi andremo a coinvolgere ovviamente anche Massimo Montigi e Giuseppe Attene su probabilmente una scarsa conoscenza delle peculiarità di questa disciplina da parte così delle istituzioni, che non è assolutamente incoraggiante, insomma, per il futuro, non è per alimentare una polemica, però insomma in questa circostanza mi pare che non siano state necessariamente prese in considerazione quelle che sono le caratteristiche peculiari appunto di questa disciplina, ma anche di altre discipline. Inizierei proprio il giro ancora dal Presidente De Sì. Sì, allora, come dicevo, no, non si tratta di una polemica. La graduale riapertura necessariamente ha significato e significa una sola cosa: manteniamo il distanziamento sociale. Quindi evitiamo che si riversino nelle strade, nei luoghi pubblici o nei luoghi al chiuso più persone che messe in contatto tra di loro possono vanificare quanto finora è stato fatto nella lotta al Covid. La paura forse è la consapevolezza che sono migliaia i ciclisti nella regione Sardegna che, come dicevo prima, utilizzano la bicicletta non solo come atleti agonisti o giovanili o dilettantistici o amatoriali, ma anche dal punto di vista del piacere dell'andare in bicicletta, dello star bene. Ricordiamoci anche che la bicicletta è in primis un mezzo di trasporto. Ecco, probabilmente forse nella norma c'è nella nuova ordinanza
forse c'è una contraddizione non voluta, nel senso che l'indicare talune discipline sportive, dove paradossalmente c'è anche il ciclismo, nel senso che è un ciclismo che si può svolgere, anche se attendiamo di capire quali saranno le condizioni, all'interno degli spazi sportivi. Quindi a questo punto, con la nuova ordinanza, la numero 20 di Solinas, della Regione Sardegna, di fatto si va ad aprire la possibilità di riprendere gli allenamenti all'interno delle piste di atletica, dei ciclodromi, magari del velodromo. Qua ci vorrebbe un'altra puntata per parlare di quello che è il nostro fiore all'occhiello, il ciclodromo di Quartu, chiuso da anni all'attività su pista. Ecco, quindi paradossalmente si può fare attività in questi centri con naturalmente il rispetto della chiusura degli spazi comuni, quindi bagni, spogliatoi, locali, attrezzature, ricoveri. Però paradossalmente, ecco, forse questa è una lacuna normativa, non ci si è forse resi conto che con questa ordinanza viene di fatto precluso lo spostamento per l'attività motoria. Non stiamo parlando di allenamenti organizzati, ma di attività individuale al di fuori dei comuni. Questo ci tengo anche a precisarlo, perché quando giustamente hai ricordato che riprendono gli allenamenti per gli atleti professionisti e il ciclismo è una delle 4-5 federazioni nazionali che ha il professionismo, quindi insieme al calcio, al basket, siamo una di quelle federazioni che ha il professionismo. Per il resto gli altri soggetti interessati sono gli atleti di interesse nazionale. La federazione ciclistica ha precisato al Ministero che gli atleti di interesse nazionale rientrano nelle categorie under 23 ed elite, senza contratto, compresa l'attività femminile, escludendo volutamente in questo momento, in questa fase attuale, la categoria juniores, che seppur all'interno dell'organismo internazionale dell'UCI è la prima categoria internazionale. Però onde appunto evitare fosse un numero eccessivo di corridori al via già nelle prime fasi di questa graduale ripartenza, gli juniores non sono stati indicati tra gli atleti di interesse nazionale in questo primo momento. Quindi cosa significa questo? Che l'attività non riprende l'attività organizzata, quindi i gruppi di ciclisti con le ammiraglie, non riprende l'attività su strada o i gruppi sul fuoristrada che vanno a fare le loro attività in montagna o in altre aree del nostro territorio. Significa che l'attività può essere svolta individualmente, comunque sia, a prescindere che la regione darà o meno l'ok ai trasferimenti, agli spostamenti sovracomunali, è comunque un'attività individuale e non organizzata, almeno da qua fino al 18 di maggio, perché io, almeno la mia opinione, sentendo anche quelle che sono le comunicazioni, quelle che sono le indicazioni del Ministero con i rapporti tra CONI e federazioni, è che poi dal 18 maggio gradualmente si potrebbe avere qualche indicazione in più anche per l'attività collettiva e quindi riprendere anche quegli allenamenti di gruppo. Ripeto, dobbiamo però da questo punto di vista attendere. Concludo anche dicendo che l'attività nei centri sportivi di cui ho parlato prima, quindi che lascia intendere che di fatto sulla base delle ordinanze comunali che dovranno riaprire gli spazi naturalmente, fermo restando appunto queste ordinanze, l'attività sì è consentita, però io voglio rivolgermi, e l'ho già fatto anche telefonicamente a diversi nostri dirigenti. Siamo cauti, state cauti, perché pazientiamo un attimo, perché devono essere chiare le prescrizioni e le condizioni. Questo a tutela dei presidenti, dei dirigenti e dei tecnici di quelle società, al fine di non andare ad incorrere in comportamenti lesivi di una norma sul distanziamento, sulla chiusura degli spazi comuni, che andrebbe ad incidere o comunque rischierebbe di essere veramente rischiano di andare a prendersi veramente tante responsabilità. Quindi attendiamo un attimo di avere un quadro
che sia il più preciso possibile sulle condizioni di utilizzo di questi spazi comuni, quindi ciclodromi o piste di atletica o aree attrezzate per il fuoristrada, per fare degli esempi. Quindi questo è l'invito che mi sento di rivolgere alle nostre società. Grazie mille Presidente. Andrei a questo punto da Massimo Montici, perché insomma è giusto analizzare anche le peculiarità del settore fuoristrada. Anche lei ha preso posizione insomma nei giorni scorsi, perché il distanziamento sociale è ancora più efficace se si parla di attività fuoristrada. È sempre fuoristrada, è probabilmente più semplice andare a confinare in altri comuni, andando un po' contro quello che è stato stabilito dalla Regione Sardegna soltanto pochi giorni fa. C'è preoccupazione in questo senso? Chiedete maggior sensibilità? Insomma, qual è la vostra posizione? Guarda, parlo anche a nome di tutti gli altri dirigenti, a nome di tanti appassionati. Tutti sono rimasti abbastanza sorpresi, anche perché la norma nazionale, le direttive nazionali parlavano diversamente. Di fatto, a differenza, ho sentito anche un ragazzo che abita in Lombardia, dal 4 loro possono girare tranquillamente in tutta la regione. Noi che fortunatamente, almeno fino adesso, toccando ferro, siamo stati toccati molto marginalmente da questa pandemia, ci sentiamo rinchiusi di fatto. Cioè io parlo a livello di praticante, anche perché comunque chiudendo tutti questi partecipanti, spazi circoscritti dal territorio comunale, immagino situazioni anche abbastanza pericolose, perché comunque di fatto li costringi a frequentare posti che magari frequentano anche altri, tipo runner, tipo semplici passeggiatori, eccetera, capito? Cioè l'attività fuoristrada, la mountain bike in genere, si svolge in posti dove magari fai uscite e non incontri nessuno per decine e decine di chilometri, quindi il distanziamento c'è già, e quindi non lo so. Insomma, si crea quasi un paradosso. Normalmente nel settore fuoristrada non ci sarebbe un grosso problema di distanziamento, invece in questo modo lo si va a creare, perché le aree sono... Esatto, molto chiaro. Andrea, a questo punto anche da Giuseppe Atene, che ricordiamo è coordinatore tecnico regionale, oltre 50 giorni ingabbiati, come ha detto Massimo Montici, per i ciclisti, anche amatori, insomma non deve essere facile. Quali sono le conseguenze da questo punto di vista? Sicuramente la conseguenza principale è quella probabilmente di aver perso quella resistenza specifica legata proprio alla distanza. Diciamo che ci siamo lasciati appunto ai primi del mese di novembre su una situazione legata alla preparazione in cui mancavano proprio pochi giorni, anzi per qualcuno era già iniziata la stagione agonistica, quindi sicuramente i ciclisti non si trovavano al top della condizione, però una preparazione già ben avviata. D'altro canto ci siamo adattati sin da subito con i protocolli di allenamento casalinghi, diciamo, sfruttando quello che è il rullo. Questo ci ha consentito di continuare comunque a pedalare nonostante tutto, naturalmente in una condizione che non è propriamente quella reale. Quindi diciamo che dopo 2 mesi sicuramente la voglia è quella di ripartire, poter ripartire in tutta sicurezza, però in strada, quantomeno appunto con gli allenamenti individuali. Il limite naturalmente di cui parlavate prima, legato al territorio comunale, per un ciclista, soprattutto uno juniores, un under, ma anche un amatore che pratica il ciclismo seppur amatoriale, però di buon livello, poter fare delle distanze come dovrebbe relative alle richieste della gara, parliamo anche di 80, 100 e più chilometri all'interno
insomma, il territorio comunale diventa assolutamente difficile. Poi certo. Assolutamente sì, tra l'altro ci sono anche delle soluzioni, no, che sarebbero possibili nel ciclismo per quanto riguarda la ripresa poi delle gare a livello agonistico. Per esempio una crono individuale, immagino, riduca tantissimo il rischio di assembramenti, favorisca in qualche modo il distanziamento sociale. Potrebbero essere, secondo te, le prime gare a riprendere nel mondo ciclistico? Sì, attualmente l'indirizzo sarà quello di puntare, perlomeno in ambito dilettantistico, sulle gare per lo più individuali, quelle ad esempio le cronometro su strada, le cronoscalate, oppure per i bambini più giovani, anche per delle gare, delle prove, diciamo, di abilità in cui assolutamente l'esecuzione viene svolta individualmente da ciascun ciclista, quindi sarebbe un'ulteriore garanzia. Assolutamente Allora, sì, se non sbaglio Mauro non abbiamo il presidente. Esatto, allora scusate se intervengo in questo momento, sì, abbiamo un attimino qualche problema tecnico con Stefano De Sina, attesa che rientri, se siete d'accordo io annuncerei anche un'altra voce, quella di un organizzatore, Salvatore Chessa, i Tiricannedu Antonio Manca, che ringrazio e che saluto. Buongiorno Salvatore, intanto. Ciao a tutti. Perché? Perché Strade Sarde era in programma, sarebbe dovuto essere in programma 2 giorni fa. Purtroppo sì. Purtroppo abbiamo, insomma, deciso, nonostante abbiamo aspettato fino all'ultimo minuto, di rinviare l'edizione al 2021. Purtroppo la nostra è una corsa che richiede un'organizzazione e uno sforzo che deve essere affrontato con largo anticipo. Non avremmo avuto in questo caso il tempo materiale dalla nostra parte. Siamo fuori tempo massimo, quindi vogliamo fare le cose bene. Insomma, abbiamo tutto il tempo adesso per innanzitutto vedere in campo che protocolli vengono messi in campo per la gestione delle corse. Dobbiamo stare ad aspettare e vedere, insomma, come si andranno ad organizzare le corse più avanti. Ecco Salvatore, quali sono le preoccupazioni maggiori per le società ciclistiche in questo momento? Ricordiamo anche che il ciclismo, forse più di tanti altri sport, è sostenuto dagli sponsor, insomma, le stesse società, anche al di là dell'organizzazione delle gare. Cosa temi in particolare in questo senso? E poi secondo te se ci può essere anche una rinuncia magari dei più giovani alla pratica sportiva di questi tempi, viste le tante preoccupazioni che ci sono, insomma, sulla facilità del contagio? Guardi, io posso parlare per noi abbiamo visto che comunque l'appoggio dei nostri sponsor non è mancato neanche quest'anno, anche perché a questi livelli, almeno dal nostro punto di vista, lo sponsor si investe, però sono investimenti più che altro di cuore, nel senso che hanno appunto più a cuore l'attività che si svolge nel proprio paese, con magari un monito particolare ai ragazzi che intraprendono questa disciplina. Quindi diciamo non c'è un vero problema, dal momento che poi tutta questa fase viene spostata al prossimo anno. Assolutamente. Sì, non so se stava per intervenire Mauro. No, io a questo punto tornerei dal presidente DC, perché se non sbaglio lo abbiamo nuovamente in collegamento. Varie federazioni sportive si stanno muovendo, qualcuno ha già stanziato dei fondi a sostegno proprio delle società. Qual è l'intenzione della Federazione Ciclistica Italiana in questo senso, a sostegno appunto delle società in termini di aiuti economici? Certo, il tema degli aiuti economici, scusate se allora, il tema degli aiuti economici è un tema senz'altro attuale. Prima di addentrarmi nel dettaglio, però,
visto che stavamo interessando l'argomento delle sponsorizzazioni, voglio ricordare che il mondo dilettantistico, ma di tutte le federazioni sportive, quindi faccio un discorso generale, è notoriamente retto da micro e piccolissime sponsorizzazioni, quindi che spesso sono segni di gratitudine, di amicizia, di sostegno alle proprie comunità locali. Questo da una parte può essere un segnale positivo, come diceva Salvatore, che ci fa ben sperare che quei rapporti di amicizia, quindi non soggetti proprio a una controprestazione, quindi a un ritorno di immagine, di pubblicità e quindi a un ritorno economico, continueranno, questa è la speranza, a garantire le nostre società. È vero anche che in molti casi si tratta di piccole realtà commerciali o economiche, molte partite IVA, penso ai bar, ai parrucchieri, che in questa fase sono stati più penalizzati di altri, e 2 mesi, in alcuni casi forse si andrà quasi a 3 mesi di stop, chiaramente comporterà nei bilanci, nelle casse di queste piccole attività del nostro sistema economico grosse difficoltà di liquidità, e questo almeno nei primi mesi, in una prima fase, potrebbe comportare il non rispettare quelle promesse, più che impegni, promesse di amicizia fatte alle nostre società ciclistiche. Parliamo, giustamente mi hai chiesto quali iniziative la federazione ha intrapreso. Allora, innanzitutto ricordiamoci che la ciclistica ha avviato due iniziative fondamentali. Una è stata quella di inserire e pubblicare sul sito federale tutta una serie di proposte d'allenamento a casa che hanno accompagnato in questi mesi e che ancora per qualche tempo, speriamo il meno possibile, accompagneranno i ciclisti con delle proposte di allenamento di vario genere, che poi Giuseppe magari saprà elencare meglio di me. Dall'altra ci siamo preoccupati di avviare i corsi, la formazione online, perché in un mondo sportivo moderno la formazione, la qualità, la qualifica dei nostri tecnici e dei nostri dirigenti è fondamentale. Non è più pensabile avere delle società o addentrarsi in un mondo ciclistico senza le dovute competenze. Quindi è stato fatto, nel caso della ciclistica, è stata acquistata una piattaforma online, dove già in via sperimentale sono iniziate è iniziata una formazione per i corsi di primo e di secondo livello, riservati in un primo momento solo agli atleti agonisti tesserati. Questo perché? Perché non potendo svolgere le prove pratiche si presuppone che l'atleta agonista sino alla categoria elite sia in grado, e anche i professionisti chiaramente siano in grado, di avere quel minimo di nozioni tecniche da poi trasmettere ai futuri allievi ciclisti che andranno a formare. Quindi queste sono già le prime iniziative. La terza iniziativa è stata quella doverosa di restituire e riaccreditare alle società gli importi delle tasse gara che erano state a suo tempo impegnate per le gare in calendario del 2021 a livello nazionale. Adesso come Consiglio regionale andremo anche a fare la stessa identica cosa per quanto riguarda le tasse di iscrizione nel calendario regionale. Questo è chiaro, ha comportato ad oggi delle perdite che per quanto riguarda la federazione ciclistica ad oggi si stanno attestando tra i 2 e i 3 milioni di euro. Ciò vuol dire che questi sono denari che la federazione in questi 2 mesi ha già perso e sono derivati da queste tasse gara, dalle minori entrate per tasse gara, sono derivati da un blocco dei tesseramenti che speriamo adesso gradualmente si riavvii, perché normalmente i nostri tesseramenti erano, diciamo,
fino a maggio-giugno compreso numeri diciamo rilevanti, perché l'attività ciclistica finisce il 31 di dicembre. Questo stop chiaramente ha bloccato, non perché gli uffici non erano funzionali, ma perché chiaramente nell'incertezza molti hanno preferito non rinnovare la tessera. C'è anche un altro problema che è quello legato alle visite mediche, quindi attendiamo che la sanità pubblica e privata riprenda la regolarità, perché per potersi tesserare è indispensabile avere il certificato di idoneità sportiva, agonistico o non agonistico. Quindi questo ha comportato, come dicevo, delle perdite che sono tra i 2 e i 3 milioni di euro, diciamo si stanno definendo le stime. Ciò nonostante, il Consiglio federale, unitamente al Consiglio dei presidenti regionali, che è il massimo organo consultivo della Federazione Ciclistica Italiana, congiuntamente ogni settimana ci stiamo riunendo, stiamo valutando, scusate vi ho perso, allora stiamo valutando eventualmente delle... Scusate, vi ho perso un attimo. Noi sentiamo, Presidente. Okay. Allora, dicevo, stiamo valutando quelle che saranno... Come? Scusa, non ti ho sentito. No, dicevo che noi riusciamo a sentire bene. Stiamo seguendo il discorso, Presidente. Dovrebbe essere tutto a posto. Non abbiamo probabilmente in questo momento il Presidente Stefano De Sì. Salvatore Chessa, non so se vuoi esprimere un commento o una preoccupazione a questo punto in attesa di riavere il Presidente del Comitato regionale. La voce delle società in questo momento, la preoccupazione maggiore, insomma. Sì, diciamo che è un aspetto che poco fa non avevo toccato, quella dei piccoli, anche dei piccoli sponsor per quanto riguarda l'organizzazione delle gare, perché è vero, ci sono tanti piccoli contributi che derivano proprio dal lavoro di piccole aziende, quindi immagino i bar, insomma la ristorazione, che forse è uno dei settori più colpiti e che la verità, almeno nella nostra corsa, questo tipo di attività sono la linfa assoluta dell'organizzazione. È troppo presto, secondo me è ancora troppo presto perché ancora siamo nella fase calda, nonostante sia iniziata questa seconda fase che più che altro è un via per le attività lavorative, è un quasi via per gli allenamenti, insomma ci danno la possibilità di tornare in bici a respirare aria pulita, non nelle quattro mura domestiche. Quindi bisogna aspettare e vedere un po' che cosa ci dicono gli esperti, e soprattutto dobbiamo rispettare quello che è il volere della federazione, e ci fidiamo anche dell'operato della federazione. Se non loro, chi è che dovrebbe difendere a spada tratta tutte le società e comunque questo sport? Tra l'altro, una battuta, Salvatore: a Itiri è possibile fare dei gran belli allenamenti senza uscire dal territorio comunale, no? Dalle vostre parti non mancano i territori anche suggestivi. Sì. Itiri con Strade Salve abbiamo scoperto che Itiri ha degli scorgi meravigliosi, e comunque abbiamo un territorio che ci permette comunque di fare l'allenamento anche a 2 passi da casa, ecco. Assolutamente sì. Intanto riabbiamo il Presidente, così possiamo completare, insomma, il discorso che avevamo interrotto in precedenza. Sì, scusatemi, si è disconnesso il cellulare. Sono in collegamento col cellulare perché dal PC questa piattaforma non mi attiva l'audio e il video. Allora, sì, stavo concludendo, dicevo, da una parte ci sono quindi queste perdite ormai quasi certificate. Mi sentite? Sì, sentiamo bene.
Quindi dicevo, da una parte ci sono queste perdite ormai certificate, dall'altra ricordo che sono stati stanziati tanto degli interventi a favore delle società che riguardano la possibilità di accedere ai contributi del credito sportivo garantiti dallo Stato entro i 25.000 euro, utilizzabili per vari bonus per i lavoratori dello sport, quindi coloro che hanno i contratti ex legge 133, con un bonus di 600 euro per marzo e almeno per tutto aprile, in una prima fase. Per quanto riguarda nello specifico le società, stiamo lavorando come federazione abbiamo ancora in accordo con tutte le regioni e il Consiglio federale a quello che sarà possibile una volta ricevuti i finanziamenti che Sport e Salute ha messo a disposizione, valutando che cosa si potrà fare, cosa si potrà fare in termini economici a beneficio delle società per quanto riguarda affiliazioni, in particolare e tesseramenti parte al 2021. Però chiaramente non possono essere abbiamo purtroppo ancora qualche problema di collegamento con il presidente Stefano Dessi. Allora andiamo da Massimo Montigi, ricordiamo vicepresidente vicario del settore fuoristrada. Quando immaginate una possibile ripresa dell'attività agonistica? È prematuro ovviamente fare delle previsioni, però insomma proviamo a sbilanciarci. Quando potrebbe essere la prima gara nel calendario sardo? Speriamo che sia a settembre, il 6 settembre a Torpè c'è una point, però senz'altro dipenderà anche dalle prescrizioni che saranno date per questo tipo di attività. Quindi, ecco, appunto, si parla tanto di protocolli, però dovranno essere insomma dei protocolli adeguati e gestibili anche per società insomma come quelle che lavorano nel panorama regionale. Noi abbiamo piccole società, quindi non lo so. Bisogna vedere cosa ci chiedono. Anche la mia società, io sono segretario dell'Architano, abbiamo una Gran Fondo, la Gran Fondo Istrevinas, è più una gara di discesa per la prima volta quest'anno. Però, ripeto, siamo sul chi va là perché vorremmo sapere di certo cosa ci chiederanno di fare, se siamo in grado di garantirlo, se non siamo in grado. Cioè, come noi penso che siano tutte le società, tanto siamo tutti nella stessa barca. Assolutamente sì. Giuseppe Attene, il presidente del SI, prima parlava di una primissima forma di aiuto che è stata garantita agli atleti e alla società, cioè quella di alcuni protocolli di allenamento fatti ovviamente da uno staff qualificato. Ecco, non so se possiamo entrare un po' più nel dettaglio di questo supporto che la federazione ha voluto garantire alle società e agli atleti. Sì, infatti con questi protocolli appunto che sono stati condivisi dalla federazione ed elaborati dagli esperti del settore studi, si è cercato fin da subito a parte di dimostrare, diciamo, vicinanza ai propri tesserati, protocolli di allenamento somministrati sia sotto forma di schede d'allenamento ma anche con dei video, con dei tutorial proprio per stimolare, diciamo, sia le componenti definite più condizionali che anche le componenti tecniche e coordinative, questo soprattutto anche per l'ambito giovanile, quindi i bambini che vanno dai 6 ai 12 anni. Quindi si è cercato appunto di intervenire da subito e cercare di tamponare questa situazione appunto che ci ha portato naturalmente giustamente a un blocco dell'attività.
C'è anche un'altra questione, una curiosità personale che mi piacerebbe approfondire, mentre abbiamo anche Luigi Magia, lo salutiamo dall'ammiraglia. Luigi, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a voi. Dicevo prima di chiacchierare anche con Luigi, una curiosità, insomma, tante persone in questo periodo di lockdown in cui era impossibile uscire di casa sono appassionate al ciclismo indoor, allo spinning, può essere un piccolo volano, insomma, per favorire anche la pratica del ciclismo su strada, poi una volta che sarà possibile farlo con maggior serenità. Sì, può essere, diciamo, una speranza, perché come hai detto tu, in tanti si sono avvicinati, anche chi in precedenza non era, diciamo, un ciclista provetto, comunque si è avvicinato all'attività appunto della pedalata indoor proprio per cercare di svolgere dell'attività motoria all'interno della propria abitazione. Quindi speriamo che anche queste persone possiamo appunto ritrovarle in strada non appena ne avremo la possibilità. Questo assolutamente sarebbe di buon auspicio. Una speranza nel momento di difficoltà. Allora andiamo subito da Luigi Magia, perché c'è una gara che noi di Directa Sport siamo abituati a seguire da anni, ovvero il Giro delle Miniere, uno degli appuntamenti più prestigiosi nel panorama regionale. Luigi, l'emergenza Covid immagino abbia a questo punto definitivamente rovinato l'organizzazione di questa gara, oppure c'è la speranza magari di spostarla un po' più avanti nel calendario, magari nel periodo autunnale? Raccontaci un po' quali sono le sensazioni. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Naturalmente, come tutte le organizzazioni, anche la nostra ha dovuto dare spazio purtroppo al Covid-19. Siamo fermi, ma noi eravamo già pronti per l'organizzazione, quindi se l'attività dovesse riprendere da luglio in poi, qualunque data sino a ottobre, penso che noi saremo in grado di proporla, ma non è una decisione nostra, perché essendo prima giornata valida per il campionato italiano della cronometro, spetta alla Federazione Nazionale di Roma dare le date prima, dopo aver dato naturalmente l'input al via definitivo. Noi ci faremo trovare pronti, se loro avessero la possibilità di dare le date di tutti i campionati, noi inseriremo da quella domenica in poi l'evento numero 21 Giro delle Miniere 2020, e quindi saremo a completa disposizione con l'organizzazione della federazione e di tutti gli atleti e collaboratori tutti. Luigi, da presidente di una società ciclistica, in questo momento quali sono le tue preoccupazioni principali? Il presidente De Sie ha parlato, anche se non abbiamo purtroppo sentito benissimo, di varie iniziative che sono state messe in campo a sostegno delle società, però insomma immagino sia un momento di grande sofferenza e soprattutto di incertezza per tutte le società. Allora, il discorso è questo, che in primis non vorrei essere banale, non vorrei essere retorico, ma in primis è la salute, e fare tanti discorsi senza avere l'evoluzione della malattia e il decorso della gente che riesce a recuperare dopo una positività, ora non è nota a nessuno. Ci sono degli sviluppi per quanto riguarda la terapia con il plasma di persone positive, che stanno mettendo in atto adesso in Lombardia e negli Stati Uniti. Pare che funzioni perfettamente, ma oltre questo nessuno è in grado di dire, fare e valutare. Per quanto riguarda l'attività, noi siamo fermi, qualcuno ha ripreso ieri a fare una piccola sgambattina, ma non è il problema principale. Il problema principale è capire quando si può fare veramente l'attività, perché uscire un giorno anche in modo singolo non è un problema, ma non è costruttivo
da qui a 2 mesi senza sapere cosa poter fare e cosa dover fare in seguito. Insomma, il problema è tutto quello. Io vorrei ancora 15-20 giorni di tempo per capire se l'evoluzione che sta andando dalla parte positiva, cioè del reintegro di tutti i positivi con i tamponi che stanno regredendo, tutti i numeri che stanno diminuendo, soprattutto di gente positiva e ancora di più dei morti, quelli sono gli indici per i quali poi si andrà a organizzare e vedere il tutto. L'unica cosa che noi stiamo facendo, chi ha la possibilità da ieri può uscire, questi giorni inizierà a uscire, ma giorno più giorno meno non cambia nulla. Tra l'altro Luigi, Giro delle Miniere proponeva anche un tema turistico abbastanza importante, no? È sempre stata una manifestazione abbinata anche alla scoperta delle bellezze paesaggistiche del sud-ovest sardo. La situazione è ancora più intricata, se vogliamo, da questo punto di vista, non vi permette di fare dei programmi a lungo termine, perché c'è sempre stata, insomma, la questione legata agli spostamenti degli atleti, talvolta anche delle loro famiglie. Assolutamente sì. Comunque una cosa io la posso dire, che per quanto riguarda il Sulcis Iglesiente siamo tra virgolette un'isola, un'oasi fortunata, perché i casi da noi tra Iglesias, Carboni e Sant'Antioco Calasetta stiamo parlando di 3-4 casi in assoluto nel complessivo, che sono numeri bassissimi. Diciamo che stiamo tutti abbastanza bene, qui non è esploso come in altri posti nella penisola, ma soprattutto nel Sassarese, nel Cagliaritano, nel Mediocampirano, quindi ora come ora siamo dal punto di vista sanitario siamo abbastanza messi bene. Per quanto riguarda poi la logistica, una volta che c'è il via per le gare, non è un problema far spostare le persone, il problema appunto è avere la possibilità di organizzarla, perché se i numeri sono ancora alti non serve organizzare, a quel punto non ci si mette nemmeno il problema degli spostamenti da una parte all'altra. Anche quest'anno avevamo organizzato delle cose carine come logistica e come percorsi, in più avevamo quest'anno la novità dell'ultima giornata per Sole Donne, che aveva già avuto un notevole seguito. Peccato, se si riuscirà a fare sarei e sono felicissimo e orgoglioso di farlo per far ripartire anche il ciclismo femminile, altrimenti se ne parlerà l'anno prossimo. Ma se vuoi la mia, io sono fiducioso. E allora con questo augurio, con questo auspicio salutiamo Luigi Macia, grazie mille per essere stato con noi questo pomeriggio. Un grande augurio ovviamente anche alla Società Ciclistica Montepone. Grazie a tutti voi. E allora continuiamo a chiacchierare perché abbiamo recuperato nel frattempo il presidente Dessì che stava parlando di cose molto importanti. Purtroppo abbiamo sentito un po' a singhiozzo quelle che sono le prospettive sugli aiuti destinati alle società ciclistiche. La federazione, abbiamo sentito, sta subendo tuttora adesso dei danni economici, non per questo si nega nel supporto alle società, anzi stavamo sentendo prima che mancasse il collegamento proprio nel dettaglio quali saranno questi tipi di aiuti. Sì, concludo il discorso di prima. Al di là di quello che il governo ha messo in campo, come ti dicevo, stiamo lavorando equilibri di bilancio alla mano che ce lo consentiranno a affiliazioni, tesseramenti con una serie di ipotesi per il 2021. Chiaramente in questa fase è difficile anche capire se cosa si riuscirà a recuperare di questa stagione, perché questo è molto importante dal punto di vista economico per le nostre società. Quindi vediamo un po' equilibri di bilancio alla mano, che cosa si potrà fare. Dall'altra parte non si è ancora espressa la Regione Sardegna, che su una serie di capitoli di bilancio, penso anche a quello dedicato in genere alle trasferte, se quest'anno per molte discipline sarà pensabile non effettuare delle
Ancora purtroppo problemi sul fronte del collegamento con Stefano Dessi, vediamo l'immagine bloccata, non lo sentiamo più, e allora andiamo da Massimo Montici. Massimo, come ti immagini il mondo del ciclismo in generale post Covid-19? Non so, maggiore preoccupazione, maggiore attenzione, tutto tornerà pian piano come prima, come te lo immagini? Io me lo auguro di cuore, però ripeto, non lo so. I ciclisti sento gli umori perché comunque siamo in contatto, sono impazienti, anche perché dopo essere stati 2 mesi fermi ai box, tutti non vedono l'ora di ripartire. Anche con l'inizio della stagione primaverile, quindi niente, speriamo di avere la possibilità di ripartire quanto prima. È l'augurio di tutti. Abbiamo di nuovo il Presidente. Presidente, facciamo un altro tentativo per concludere il discorso. Sì, concludo. Affiliazioni e tesseramenti, stiamo valutando gli interventi laddove possibili. Io ipotizzo anche un eventuale intervento sulla riduzione o la gratuità di alcuni corsi di formazione. Anche questo potrebbe essere una misura molto utile, ma soprattutto eviterebbe contributi a pioggia poco funzionali, poco produttivi. Mentre con degli interventi mirati, in questo caso un servizio ai tesserati in termini di formazione sia tecnica che anche economico-fiscale, quindi rivolto anche ai dirigenti, potrebbe essere a mio avviso molto utile. A questo poi aggiungo anche un'eventuale possibilità che chiaramente dovremo valutare quando conosceremo le condizioni e i tempi per una ripartenza, è quella anche di eventualmente incidere sulle tasse gara o eventualmente anche finanziare qualche evento di grande richiamo, magari qualche meeting o un raduno che possa fungere in qualche modo da dare una bella immagine, essere un simbolo di ripartenza in manifestazioni chiaramente considerando quelle che sono e che saranno le prescrizioni che il governo ci andrà ad imporre, che potrebbero essere appunto di grande richiamo. Queste sono le ipotesi. Quindi di conseguenza è però importante, fondamentale capire cosa riusciremo come ciclismo a recuperare da qua al 31 di dicembre per l'attività non solo degli allenamenti ma soprattutto delle gare. Ecco, approfittiamo della linea un po' più stabile in questo momento anche per un'altra curiosità. Prima dell'emergenza tutti quanti sognavamo finalmente il ritorno anche delle competizioni professionistiche. In Sardegna non è il momento ovviamente per riparlarne. La situazione anche economica che si prospetta ovviamente avrà un po' ricacciato indietro questo sogno, l'avrà probabilmente un po' allontanato. Allora, la Regione Sardegna aveva deliberato a suo tempo il rifinanziamento del Giro Sardegna Professionisti che in Sardegna tanti appassionati aspettano, con una valenza non solo tecnico-sportiva ma soprattutto di immagine proiettata verso il mondo del nostro territorio, quindi delle nostre bellezze, delle nostre specificità. Una prima edizione si stava lavorando per poterla effettuare già nel 2000, a fine 2020, chiaramente calendari UCI alla mano. Ora lo spostamento delle grandi corse, Tour, Giro d'Italia, Milano-Sanremo e quante altre, non solo in Italia ma in tutte le principali nazioni ciclistiche europee, chiaramente difficilmente farà sì che ci siano degli spazi in calendario. Allo stesso tempo io non so neanche a quali condizioni il ciclismo professionistico possa ripartire con la cosiddetta formula al chiuso, no? Senza pubblico. Cioè il ciclismo non ha i titoli d'accesso, è di tutti, è per tutti, alla portata di tutti, ma allo stesso tempo è credo difficile pensare a dei circuiti che interessano la viabilità ordinaria, per cui
i cittadini che così tanto sono appassionati e quando c'è il professionismo scendono nelle piazze, nelle strade a godersi lo spettacolo, penso che sia alquanto difficile trovare dei sistemi che possano impedirlo, e quindi non so da quel punto di vista quali discipline, quali gare si riuscirà a riproporle non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa. Per ora non ci sono indicazioni certe. Sicuramente questo finanziamento c'è, doveva essere anche inserito in un piano triennale, parlo quindi sempre del Giro di Sardegna, professionisti, e laddove questo appunto venisse confermato, perlomeno consentirebbe di muoversi per tempo, ma già l'organizzatore sta facendo i salti mortali, si sta valutando tutte le strade, tutte le ipotesi per riproporlo già a febbraio-marzo 2021, che è la data, il periodo classico, il periodo storico che ha sempre ospitato il giro professionistico. Sarebbe stato bello quest'anno anche, perché no, avere in corsa il nostro amato Fabio Aru, e quindi aspettiamo e vediamo, probabilmente ci diamo appuntamento per questo al 2021. Lo speriamo con tutto il cuore. Tra l'altro vado un attimo da Salvatore Chessa, che è ancora in collegamento con noi. Si è parlato brevemente di una possibilità di ciclismo senza pubblico, un'ipotesi abbastanza così particolare. Penso anche alla vostra gara, quella di Itiri, che è proprio caratterizzata da una massiccia presenza di pubblico con tutto il paese che si riversa in strada. Il ciclismo senza pubblico non è ciclismo, questo è un dato di fatto. Poi noi ne facciamo la caratteristica della nostra gara. A Itiri sapete che comunque c'è una tradizione di anni, la nostra ci piace così perché la gente partecipa, la sente proprio come gara, anche alla gente di una certa età tornano i fasti di un tempo, quello che era la Cannedo. C'è una cosa che ci dispiace molto di questa situazione d'emergenza, è che noi quest'anno avevamo attivato un gruppo di ragazzi, una prova di scuola, insomma un progetto di scuola di ciclismo che purtroppo ha avuto un brutto arresto. Ecco, questa è la cosa che ci dispiace di più, perché dopo anni finalmente qualche ragazzino poteva indossare la maglia della Cannedo. Questo sicuramente non ci scoraggerà, perché ci riproviamo alla grande appena sarà possibile, e forse questo è anche uno degli obiettivi più importanti che ha questa società al di fuori di Strade Sarde. Ecco, questo lo volevo ribadire, perché la Cannedo su questa cosa non molla. Ecco, io immagino che questi messaggi inorgogliscano anche il Presidente. Abbiamo sentito prima Luigi Macia, che è pronto a mettere in piedi il Giro delle Miniere anche in breve tempo, se sarà possibile. Il messaggio di speranza di Salvatore insomma fa il paio. Il movimento si basa su ragazzi dinamici, su persone dinamiche che sono anche coraggiose, insomma, di questi tempi, e questo è l'esempio per ripartire. Presidente Dessì, ci sente? Sì. Chiedevo una conferma. Sì, no, non avevo capito che era per me, scusami. No, ma assolutamente, la Strade Sarde come Giro delle Miniere sono tra i principali nostri eventi. Ma ringrazio gli organizzatori, e hanno dimostrato di essere all'altezza di organizzare eventi di ottima qualità, e in particolare Itiri ha un grandissimo richiamo di pubblico, veramente, che fa sentire quei valori, fa vivere quei veri valori che il ciclismo rappresenta. Guarda, ripeto, in questo momento di certezza, però anche io sono fiducioso, ma lo sono sempre stato dall'inizio, perché comunque l'individualità del nostro sport, la possibilità di svolgere in una prima fase attività individuali anche in aree chiuse e protette, penso all'ecronometro, penso alle staffette, e la possibilità ora di poter riprendere gradualmente gli allenamenti, in primis individuali, ma con la speranza che riaprendo i centri sportivi si possa riprendere
seppur a ranghi ridotti, l'attività dei centri giovanili, nel rispetto veramente di tutta una serie di prescrizioni e indicazioni che ancora sono in fase di maggiore definizione, ecco, questo è veramente, per come diciamo eravamo messi fino a qualche settimana fa, vi dico che questo è un gran segno di speranza. Io credo che la voglia di andare in bici ci sia, lo sento e lo vedo da l'interesse, dalle domande, dalle mail, dalle telefonate delle società, dai gruppi social in cui il ciclista ha voglia di riprendersi la sua libertà, la sua autonomia, la voglia di pedalare. E questo è un segnale positivo, perché si può tradurre e si tradurrà, spero, in una nuova ripartenza con sempre più vigore, con maggiore entusiasmo, che andrà trasmesso dagli atleti ai dirigenti delle società, ai volontari, a tutti coloro che si adoperano non solo per portare avanti l'attività quotidiana delle singole gruppi sportivi, ma anche quella dell'organizzazione degli eventi nel momento in cui si potrà effettivamente ripartire. Quindi io ne sono più che convinto. Questa è la sensazione che ho, ma è una sensazione data da quelli che sono gli input che quotidianamente ho ricevuto e sto ricevendo. Quindi come ciclismo abbiamo la possibilità di proporre delle varianti, delle variabili, e da qua al 31 di dicembre concludere una parte della stagione. Vedremo, ripeto, con quali modalità. A questo punto chiamerei in causa anche il mio collega Mauro Faris per sapere se ci sono delle ulteriori curiosità, insomma, da sottoporre ai nostri ospiti. Sì, vi ho ascoltato dietro le quinte, curando anche un po' la regia, qualche piccolo problema tecnico. Di fatto, dunque, torno sulla notizia del giorno: sport individuali concessi, Presidente, nelle strutture sportive, velodromi praticamente che si possono riempire di decine di bambini, ma il singolo ciclista non può uscire dai confini, non può fare Cagliari Muravera per allenarsi da solo. Questa è l'incongruenza, ho detto bene? Sì, diciamo, non è tanto un'incongruenza, Mauro. Allora, ci sono due linee di pensiero. Una è quella che nello scrivere l'ordinanza, la norma, possa essere sfuggito questo passaggio, che in effetti ha acuito le restrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'altra è anche quella, comunque, ribadisco, che l'attività comunque individuale rimanga tale, e che i liberi tutti non si traduca poi in o che non si pensi che l'allentamento delle misure lockdown sia un liberi tutti, con la riproposizione di gruppi e gruppi numerosi sulle strade, perché questo andrebbe in palese contrasto con i principi e con le ragioni che ci hanno portato a questa attuale condizione. Quindi io mi auguro appunto che la Regione, sulle varie sollecitazioni della Federazione, di tanti amici anche politici che abbiamo interessato in questi giorni, possa allargare, rivedere, diciamo, o meglio specificare quello che è il dettato normativo, aprendo all'uscita oltre il territorio comunale. Questo vorrebbe dire metterci in condizione di riprendere gradualmente una sana attività motoria e poi successivamente ripensare gradualmente anche all'attività organizzata e di gruppo. Grazie Presidente, intanto saluto e ringrazio Salvatore Chessa, impegni di lavoro immagino per una fresca e rapida ripartenza che già da tempo è iniziata. Grazie Salvatore, in bocca al lupo ovviamente per il futuro. Grazie a voi, un saluto a tutti. Del congelamento delle categorie per la prossima stagione ne abbiamo praticamente già parlato. Andrei a coinvolgere ancora Giuseppe Attene. Mi scuso, non è facile poi dare un po' spazio a tutti gli altri. Tra le strategie della prossima stagione, se non sbaglio, si era parlato anche di dare maggior evidenza a quelle gare, come ad esempio quelle a cronometro, che più di tutte permetterebbero di rispettare il requisito del distanziamento sociale. Nelle gare a cronometro si parte un minuto, uno alla volta, a distanza di un minuto, insomma, più distanziamento sociale di così. Sì, come hai detto prima, diciamo che questa tipologia di
di gara potrebbe essere sicuramente una delle prime opzioni, proprio per i motivi che hai descritto tu. Non ci sarebbero problemi per quanto riguarda il distanziamento. Naturalmente poi c'è tutta l'organizzazione in sé, l'eventuale pubblico o non pubblico, accompagnatori che naturalmente andranno gestiti al meglio. Comunque sicuramente sia nella ripresa per quanto riguarda l'ambito giovanile che per quanto riguarda anche gli agonisti, quindi anche all'interno di strutture chiuse che possono essere velodromi o ciclodromi, queste saranno sicuramente le prime attività da dover proporre. E poi i protocolli, lo chiedo sia a Stefano De Sì che a Massimo Montici, le società, intanto a parlare di costi già oggi, qualunque costo per qualunque associazione sportiva è veramente qualcosa di impensabile, ma come è possibile mettere in gioco veramente i protocolli, i tamponi che, l'abbiamo detto più volte, potrebbero costare intorno ai 50 euro prima, dopo le gare, durante, insomma, qual è il vostro punto di vista, Presidente? No, punto di vista, guarda, è semplicissimo. Lo stiamo dicendo dall'inizio della puntata. Ci sono tante notizie che riceviamo sui social, su altri canali, che ipotizzano ripartenze in determinate date, a tali condizioni. No, per ora c'è chiaramente grande attenzione da parte del governo, prudenza. La comunità scientifica ha numerosi dubbi, ha chiaramente la necessità di capire l'andamento di questa curva epidemiologica da qua al breve termine, medio e anche al medio termine. Quindi è chiaro che laddove i protocolli sanitari siano come per altre attività produttive siano quelli finora preannunciati, probabilmente solo la Serie A di calcio forse è in grado di poterli rispettare, ma né altre discipline sportive, ma soprattutto non le società di base. Noi come federazione abbiamo già una serie di protocolli sanitari e di rispetto delle normative tecniche per l'organizzazione delle gare, ma qua stiamo parlando di qualcosa che va oltre la possibilità degli appassionati, dei presidenti, dei dirigenti, degli amici sponsor locali, va oltre e quindi a meno che non ci siano delle condizioni che possono venire solo dopo accurati e successivi ancora incontri tra mondo sportivo e governo per quanto riguarda la criticità dell'attività di base, ad oggi questi protocolli possiamo lasciarli forse a qualche squadra ai massimi livelli della Serie A, ma per il resto non ci diciamo nulla, stiamocene a casa perché a quelle condizioni non è possibile ripartire con le gare. Se concludo, invece si potranno stabilire delle condizioni, il governo darà delle indicazioni in merito a un'attività in aree che si possono delimitare o che già sono delimitate, e questo è il discorso legato alle cronometro, alle attività, alle specialità individuali, anche in deroga ai regolamenti attuali, quindi con un po' di fantasia. Io lo dico, l'ho già ribadito, siamo aperti come federazione a valutare qualsiasi ipotesi pur di concludere una parte di stagione, e dall'attività cronometro su strada alle staffette in fuoristrada, per fare degli esempi, ma alle cronoscalate, ecco, in spazi che si riuscirà a delimitare, chiusi al pubblico, o in strutture come i ciclodromi o anche un autodromo, potrebbe essere una possibilità, qualche soluzione in Sardegna c'è, per riprendere anche con degli inseguimenti, con queste attività individuali. Saremmo pronti, se le società lo vorranno fare, saremmo pronti anche ad incentivare queste iniziative per poter ripartire. Però allo stato attuale non mi sento di andare oltre, ma nessuno può andare oltre, perché ripeto, i protocolli sanitari ad oggi sono chiaramente veramente difficili da far rispettare anche per le stesse aziende. Qua stiamo parlando di sport dove la socialità, il rapporto, il contatto è la base di tutto, e quindi diventa difficile poter pensare a delle situazioni gara da qua a breve.
vediamo che cosa succederà il 18 di maggio col nuovo decreto governativo. Io mi auguro che qualche indicazione in più per il futuro a venire nel breve ci sia per poter fare maggiori valutazioni. Per ora io non mi sento di andare oltre. Cerchiamo semmai e speriamo che la regione intanto ci consenta di allenarci nel territorio regionale. Questo già è all'interno di alcune aree e centri sportivi a determinate condizioni, con gli spazi comuni chiusi, perché la sanificazione non è in grado nessuna società di poterla fare. Dubito che qualche amministrazione comunale o la stessa regione abbia le risorse necessarie per poter contribuire a questi rigidi protocolli sanitari, quindi andiamo verso quella direzione, però intanto riprendiamo gradualmente gli allenamenti. Questo già è, a mio avviso, una prima vittoria in questo lungo torneo, dove ci saranno una serie di partite, di gare che ci accompagneranno nei prossimi mesi. Massimo Montici, triplo ruolo, vicepresidente vicario, presidente e organizzatore di eventi e poi anche non più, e faccio i complimenti, è appena andato in pensione, vigile urbano. A suo parere, rubo una curiosità di Roberto Rubi, ne abbiamo parlato dietro le quinte, ma se il ciclista supera il confine comunale si chiude un occhio, secondo lei? Ma vigile sono quasi 2 anni che di fatto non ci sono. Comunque presumo proprio di sì, anche perché è impensabile. Mi riallaccio anche all'attività fuoristrada, sapere esattamente ogni qualvolta che si percorre un sentiero se uno è in un comune, in un altro comune. Penso che sia difficile sia per chi deve controllarlo, sia per il ciclista sapere queste cose. Questo è uno. Poi mi riallaccio al discorso di Stefano. Per adesso dobbiamo avere la possibilità di far ripreparare i ragazzi. Questo è fondamentale, quindi che i ragazzi anche in forma singola così abbiano possibilità di allenarsi pian piano, acquistare di nuovo una discreta condizione fisica, poi con la speranza che da qua in avvenire, tra qualche mese, sia anche la possibilità di riproporre le manifestazioni. Chiudo con Atene e poi ovviamente con il saluto finale del presidente Stefano Dessì. È stato toccato il tasto condizione fisica, 2 mesi di stop. Sì, gli atleti si sono allenati sui rulli, ma la componente coreografica di non correre col vento sulla faccia è complessa. Come tornare in condizione nel più breve tempo possibile? Sicuramente sarà importante capire a che punto siamo, quindi sicuramente una valutazione dello stato attuale sarà importante per tutti i tecnici, gli allenatori, i preparatori, proprio per poter delineare il programma migliore. Sicuramente in questi mesi, a parte l'attività sui rulli, si è dato molto risalto alla preparazione fisica generale, quella che viene fatta giù dalla bicicletta, che riveste un ruolo molto importante anche per il ciclista, quindi sono sicuro che la ripartenza non sarà per tutti così difficoltosa, perché in tanti comunque sono stati dietro appunto a mantenere vive e valide appunto queste capacità importanti per il ciclista, quindi sono fiducioso anche in una ripresa non troppo traumatica. E poi occhio che la bicicletta nell'immediato futuro potrebbe diventare anche un nuovo importante strumento di trasporto che potrebbe anche accendere anche nuovi cuori e nuove passioni, Presidente. No, guarda, volevo aggiungere anche una cosa. Quando parliamo di ciclismo, l'ho detto in premessa, parliamo di un mondo a 360 gradi. Non dimentichiamoci anche i servizi a supporto, perché i negozianti, i meccanici, i noleggiatori delle biciclette, in questo momento hanno subito un danno economico. Quindi questo voglio dire che il ciclismo ormai è un dato di fatto, è una certezza. La comunità economica lo ha dimostrato
in più occasioni, il ciclismo, la bicicletta genera economia, è un'economia in crescita, così come lo è tutta quella parte anche legata al turismo che si può fare in bicicletta. Ma se vuoi una conclusione, Mauro, ci siamo detti un po' di cose, fermo restando che non ci si può sbilanciare più del tanto, ma bisogna attendere gli eventi con fiducia. Io sintetizzo dicendo questo: la federazione in questi mesi ha lavorato tantissimo, dall'istituzione dei corsi online, come abbiamo detto, alla piattaforma per gli allenamenti sul web, alle proposte sulle categorie agonistiche, quindi congelamento no, una categoria in più giovanile sì o no. Adesso dopodomani avremo appuntamento col Consiglio dei Presidenti regionali con tutte le regioni d'Italia e il Consiglio federale, e all'ordine del giorno ci sono alcune di queste approvazioni in via definitiva, ma c'è anche una prima bozza che non so se si riuscirà ad approvare, che riguarderà gli interventi economici che riusciremo che stiamo cercando di mettere in campo, bilancio preventivo e programmatico alla mano, che riusciremo a fare. Mi auguro invece che ci sia da parte delle amministrazioni locali, che il titolo quinto ha delegato ad occuparsi di tante attività, tra cui anche lo sport, che possano rivedere per esempio i canoni di concessione degli impianti sportivi, che nel nostro caso interessano le scuole di ciclismo e i centri giovanili, e sono denari che sarebbe comodo avere, che le società avrebbero sicuramente piacere ad avere. Dall'altra parte abbiamo anche un contesto regionale con la legge 17, a cui si aggiunge in finanziaria triennale l'estensione di un contributo che quest'anno c'è stato comunicato essere di 4 milioni e mezzo di euro, che nell'anno scorso è stato riservato a sole 4 federazioni sportive, di cui non cito i nomi. Questo ha mosso chiaramente il dibattito e la disapprovazione da parte delle restanti 41 federazioni sportive. Posso dire io le federazioni? Posso dirle io? No, ma guarda, non è stato, diciamo, adesso la regione finalmente ha preso atto di questo, ha mantenuto le promesse, gliene va dato atto. L'importo, che era inizialmente di 3 milioni e 3, ora è stato aumentato a 4 milioni e mezzo e verrà distribuito pro quota sulla base del numero di tesserati, società e altri parametri a tutti i comitati regionali. Ecco, questo non so quantificarlo perché è un parametro comune alle 45 federazioni, vedremo quanto con quale tempistica e quali modalità di utilizzo avremo per questi denari, però sicuramente potrebbe essere il nostro interesse che siano investiti a sostegno delle società in termini di tasse gara, in termini di iniziative, di corsi e quant'altro può essere utile. Però non possiamo spingerci, non posso dire oltre quello che ho detto, perché non abbiamo una quantificazione, non sono certi ancora i tempi e i modi di erogazione per il 2021. Ancora dovrà uscire un bando a cui parteciperemo e pro quota ci verrà assegnato l'importo. Questo già è un qualcosa di positivo. Quindi queste, diciamo, che sono per ora le cose che a mio avviso ci possiamo dire. Oltre non credo che si possa andare, se non ribadire che già la ripartenza graduale degli allenamenti, vi dico la verità, io la vedo di buon cuore, ma in qualche modo mi ha anche stupito, perché mi aspettavo delle restrizioni che si sarebbero protratte per almeno tutto il mese di maggio, se non anche giugno.
E invece, come abbiamo detto, sono delle restrizioni a breve termine. Abbiamo consumato i nostri 90 minuti come abbiamo fatto praticamente sempre. Faccio solo un piccolo spot. Arriva il bonus per l'acquisto della bicicletta nel decreto di maggio. Si parla di 200 euro. Occhio, perché potrebbero arrivare, come ho detto, nuovi appassionati colpiti al cuore dalle due ruote coi pedali. Grazie al presidente Stefano Dessì, Federazione Ciclistica Regione Sardegna. Grazie al vicepresidente vicario Massimo Montigi. Grazie, un saluto a tutti. Grazie al coordinatore tecnico Giuseppe Attene. Dico solo che avremmo voluto sentire anche le voci degli atleti. Avevamo in scaletta Orlando Pizzanti ed Eros Piras, per entrambi problemi personali. Sarebbe stato carino conoscere la scaletta della ripresa, del condizionamento organico in questi 2 mesi di stop forzato. Grazie anche a Roberto Rubio, come al solito il mio compagno di viaggio nella costruzione di questi format. A tutti ovviamente l'appuntamento per i prossimi focus che accenderemo sulle discipline. Dobbiamo ancora arrivare all'atletica, agli sport di combattimento da contatto, e lì ce ne sarà da dire davvero tanto. Grazie a tutti, alla prossima. Grazie a voi, arrivederci.